Redazione di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno si fa per dire perché era stato annunciato ed è arrivata l'ennesima ondata di maltempo da ieri sera per tutta la notte sulla nostra regione. 500 le chiamate ai vigili del fuoco. Vento molto forte e poi ancora la grandine è tornata a provocare devastazione in diverse province. Treviso, si tratta di interventi dei pompieri, una cinquantina a Verona, una trentina tra Belluno e Vicenza. Danni da grandine, pioggia, vento con piante abbattute, pali ed elementi pericolanti, tetti scoperchiati. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con l'arrivo di personale proveniente da fuori regione, soprattutto con l'impiego di autoscale per i lavori in quota. Diverse le persone rimaste ferite, 27 quelle soccorse dal SUEM, 7 quelle ricoverate, tra loro un giovane di 16 anni colpito da un ramo a Zimella nel Veronese in gravi condizioni. Nella Marca sono stati soccorsi con l'ambulanza 4 pazienti, tutti per ferita cranico-lacero contusa da grandine. Sempre nella Marca trevigiana 2 persone sono state soccorse anche a Pieve di Soligo e altrettante a Godega di Sant'Urbano. I danni del maltempo stanno paralizzando anche la circolazione ferroviaria in Veneto. Secondo quanto si apprende, a causa di un fulmine che ha colpito il sistema di regolazione, sono rimasti bloccati fino a poco fa tutti i tratti controllati dalla Sala di Verona, quindi molte delle linee principali che fanno capo al nodo scaligero come Brescia, Padova, Bologna, Brennero e Mantova. Il governatore del Veneto Zaia dice: la nostra regione è stata bombardata. Non si dica che si tratta di fenomeni estivi da mettere in conto. Numerose testimonianze di pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150 grammi, con una potenza distruttiva estrema. Siamo di fronte, per violenza e frequenza del maltempo, a qualcosa di fuori dal comune. Questa per la nostra terra è stata ancora una notte di passione. Zaia dice: ringrazio nuovamente la protezione civile, i vigili del fuoco e tutti coloro che sono impegnati nell'emergenza. Dalle prime luci dell'alba sono in corso i censimenti dei danni. Serve capire esattamente i perimetri delle zone colpite che mi aspetto essere estese. I rilievi verranno aggiunti ai report già inviati nei giorni scorsi al governo. Servono ristori economici per i territori del Veneto colpiti. È quello che chiederemo allo Stato. Danni ad auto, a case, a campi agricoli. Coldiretti dice: un tappeto di grandine, non solo distrutti i raccolti ma distrutti anche gli impianti di protezione dei campi. Marca trevigiana duramente colpita, il quartiere del Piave distrutto, devastato dalla grandine. Da Farra di Soligo tra poco avremo il sindaco in collegamento, a Gaierina, passando per Pieve di Soligo dove si trova la nostra Daniela Sizzi insieme a Simone Merlo. Buongiorno Daniela. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. L'hai detto tu, una devastazione, una nottata davvero da incubo, una serata da incubo, tantissimi danni. Siamo a Pieve di Soligo, dopo vi faremo vedere perché ci troviamo all'interno di un ufficio che è un esempio di quello che è accaduto, con lucernari che sono andati davvero in pezzi e l'ufficio allagato. Vi faccio poi vedere tutto. E sono con il sindaco Stefano Soldan perché ieri, lo avevi già anche annunciato tu, ci sono stati 2 feriti. Una dei feriti è una ragazza che stava uscendo dalla pizzeria, è stata colpita in testa da un non possiamo neanche chiamarlo, veramente una pallina di grandine grossa che davvero le ha fatto male, e il sindaco è stato proprio uno fra i primi a soccorrere questa ragazza. Sindaco. Sì, siamo arrivati con l'assessore Negri qualche minuto dopo il fatto. La ragazza aveva preso questo colpo sulla fronte e era rimasta tramortita. È stata accompagnata all'interno del locale, lì assistita, e poi durante la serata ha avuto malessere, per cui abbiamo chiesto venisse accompagnata al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Sindaco, prima di passare poi alla signora Monica che ci spiega che cosa ha trovato qui questa mattina, Sindaco, una devastazione, non solo, addirittura Francesca, addirittura l'orologio del campanile è stato danneggiato, così come l'illuminazione pubblica. Non parliamo di macchine che sono state davvero distrutte, uffici, non parliamo nemmeno delle coltivazioni, imprese, insomma è davvero una situazione gravissima. Sì, un territorio totalmente devastato da questo evento. Non abbiamo ancora una conta precisa dei danni perché la stiamo facendo in questi
in queste ore. Abbiamo predisposto però da subito l'intervento e abbiamo richiesto alla Protezione Civile per aiutarci nel liberare nel più breve tempo possibile da foglie e quant'altro i viali che ancora sono occlusi da questa montagna enorme di foglie. Purtroppo anche i mezzi della Savona, i mezzi delle spazzatrici sono state coinvolte e hanno anche loro cristalli rotti, per cui diventa veramente difficile essere tempestivi. Abbiamo già concluso il censimento dei danni sugli immobili pubblici, quindi rispetto alle scuole, rispetto ai magazzini comunali, municipio e quant'altro, e come diceva lei prima, l'illuminazione pubblica che ha subito pesantissimi danni, come il patrimonio arboreo. Ecco, Sindaco, parliamo di danni ingenti, la sua stessa abitazione è stata danneggiata, così come le vetture, tantissime le chiamate che stanno arrivando in comune. Sì, tantissime chiamate, e il consiglio che diamo è di pazientare rispetto a certi interventi. So che in alcune parti del paese manca ancora la corrente elettrica da ieri sera, ma Enel sta facendo di tutto per riparare questo grande guasto che si è causato nella zona dello stadio. Quindi i cittadini portino pazienza, cerchino di documentare il più possibile con foto e video i danni che hanno subito presso le abitazioni, in attesa poi delle indicazioni che arriveranno dalla Regione per lo stato di calamità che già ieri notte il Presidente Zaia aveva proclamato. Il consiglio che mi sento di dare è di prestare molta attenzione anche alle prossime 24 ore, perché fino a mercoledì siamo in stato di allerta. Ecco, fra l'altro proprio qui sta per arrivare la Protezione Civile per dare una mano, come diceva il Sindaco, a cercare di ripristinare il più possibile la situazione. Io sono con la signora Monica perché fra l'altro lei si è trovata all'ufficio allagato, l'avete visto, i lucernari completamente devastati, andati in pezzi. Cosa ha visto questa mattina? Allora niente, questa mattina arrivati abbiamo trovato una situazione disastrata, nel senso che purtroppo 4 lucernari del nostro ufficio completamente esplosi. Chiaramente abbiamo pulito 3 ore, abbiamo contattato immediatamente il sindaco per far presente la situazione quale fosse, ma non solo qua, anche in altri condomini da me gestiti la situazione è analoga, e quindi abbiamo... Ci sono altri condomini che hanno più o meno le stesse cose, tetti rotti dappertutto, lucernari, finestre. Non solo, abbiamo anche impianti fotovoltaici completamente distrutti, cappotti esterni danneggiati, quindi dei ripristini urgenti che dovremo provvedere a delle ditte a incaricare. Insomma, adesso abbiamo provveduto a mettere dei teli per far sì che l'acqua non entri, però chiaramente la situazione è veramente drammatica. Ecco, l'abbiamo detto, un tappeto a un certo punto era un tappeto di grandine, qua non si è salvato davvero poco e niente, davvero nulla, se come vi ho detto anche il campanile, anche l'orologio del campanile, ci diceva il sindaco, è stato danneggiato. Danni che non sono qua solo a Pieve di Soligo, ma tutta la zona da San Pietro di Feletto, Fara di Soligo, Follina, Sernaia della Battaglia, tutti nella stessa situazione. È davvero una situazione gravissima, e qua sono tutti a lavoro da ieri sera questa notte, sono tutti al lavoro per cercare di ripristinare il più possibile, insomma, la situazione, la viabilità, diceva il sindaco, l'illuminazione, come avete sentito, insomma, manca l'energia elettrica in alcune zone, e come diceva anche il primo cittadino, l'allarme purtroppo non è cessato. Francesca, se non hai domande, qui da Pieve di Soligo io ti lascerei. Poi mi sposto in un'altra zona altrettanto devastata, e chiederemo di nuovo la linea per farti vedere quello che è accaduto e quello che sta accadendo proprio in questi minuti. Grazie Daniela, grazie al sindaco, grazie alla tua ospite, grazie naturalmente anche a Simone Merlo, quindi torneremo a collegarci. Hai nominato Fara di Soligo, allora saluto il sindaco Mattia Perencin, lo abbiamo strappato ai suoi continui sopralluoghi da stanotte che il sindaco si muove tra le zone più colpite del suo comune. Buongiorno sindaco. Sì, non è proprio un buongiorno, però ti saluto volentieri. Allora, appunto, non è un buongiorno. Facciamo un attimo il punto della situazione delle zone maggiormente colpite, quello che è in questo momento la conta, naturalmente, assolutamente provvisoria dei danni. Beh, allora, devo dire che ieri sera si è scatenato il finimondo. Abbiamo avuto diversi danni non solo a edifici pubblici, quindi in questo caso penso alle scuole, e infatti anche lì adesso stiamo verificando
tutta la parte legata alle coperture, impianti fotovoltaici e poi ovviamente gli edifici privati, perché ho visto anche con i miei occhi lucernari fotovoltaici, coppi completamente distrutti, e quindi veramente una situazione drammatica. Questa notte con i vigili del fuoco e con la protezione civile abbiamo liberato diverse strade che erano state interrotte a seguito della caduta di almeno una trentina di piante, e siamo ancora fuori con i mezzi, con gli operai del comune, per cercare di liberare il più possibile e pulire le strade. È una situazione davvero complessa e davvero drammatica, perché io ho il telefono che è bollente, come penso tutti i colleghi e come tutti gli uffici del comune, proprio perché ci sono moltissime segnalazioni che ci stanno arrivando, moltissime macchine distrutte, e c'è gente addirittura che questa mattina non è neanche potuto andare al lavoro perché non ha più i vetri nelle auto. Quindi veramente una situazione drammatica, direi. Che si aggiunge poi, lo ricordiamo perché purtroppo queste ondate di maltempo con questa violenza si stanno ripetendo con una velocità davvero preoccupante, lo ha detto anche il presidente Zaia, abbiamo letto le sue parole proprio in apertura, e lei ci ha mandato anche delle immagini, e le abbiamo viste prima grazie ad Alessandro Granzera, dei vigneti, dei campi devastati dalla furia del vento e della pioggia. Sì, ho fatto questa mattina fra i vari sopralluoghi, ho visto interi vigneti completamente distrutti. Devo ancora andare a visionare la parte alta della zona collinare, però chi è già andato mi dice che anche lì ci sono parecchi danni. Insomma, questa volta non ha risparmiato veramente niente nessuno, e proprio poco fa ho ricevuto un'ultima telefonata di un'altra azienda che ha avuto appunto problemi con la copertura, e quindi ne ho circa 6 o 7 in questo momento, capannoni e zone industriali che stanno facendo la conta dei danni, con appunto lo sfondamento da parte di lucernari o lo scoprimento del tetto. Bisognerà poi fare anche un sopralluogo degli edifici pubblici, immagino, penso alle scuole, Sindaco. Sì, lo stiamo facendo, perché ovviamente poi le forze nei nostri comuni sono quelle che sono, e quindi ci stiamo cercando di dividerci per fare il più possibile. È ancora presto per fare una conta, perché stiamo raccogliendo anche tutte quante le varie segnalazioni. Io questa mattina mi sono rapportato anche con la protezione civile regionale, e appunto per capire anche come muoversi, perché ovviamente i cittadini chiedono di avere qualche risposta, quindi a tutti dico di attendere un attimo, perché nel momento in cui poi avremo anche tutti i documenti e tutta la possibilità di fornirli, la documentazione per richiedere eventuali richieste danni, glieli forniremo sicuramente. A tutti dico di prestare attenzione nelle prossime ore, perché purtroppo questo fenomeno sta ancora girando e quindi non è ancora finita, e di documentare con foto e con tutto quello che è possibile per un'eventuale richiesta danni. Sindaco, probabilmente Daniela Sizia, che ci ha annunciato che continuerà il suo giro a raggiungere anche il suo comune, quindi magari ci risentiremo nuovamente con lei sicuramente per ulteriori aggiornamenti. Intanto grazie davvero per averci dedicato questi minuti in questa giornata così difficile per voi. Grazie davvero al sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencin. Buon lavoro, a presto sindaco, grazie davvero. Grazie. Mi sono sentito telefonicamente questa mattina con il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, con il quale ci siamo confrontati sull'emergenza maltempo che ha colpito la nostra regione. Mi ha rappresentato la vicinanza dell'intero esecutivo. Riguardo alle infrastrutture abbiamo analizzato le difficoltà riscontrate dalle primissime ore della mattinata, soprattutto sulla rete ferroviaria del nord-est, fortunatamente in via di risoluzione. Ringrazio il governo per la vicinanza al Veneto, colpito nuovamente in maniera diffusa dal maltempo. Lo rende noto il governatore del Veneto Zaia. Ho potuto sentire telefonicamente a stretto giro anche il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida,
Lollobrigida, aggiornandoci in particolare sulle difficili situazioni e sui danni che sta affrontando il nostro comparto agricolo. Tra pochissimi istanti andremo anche nel Vicentino, nel Bassanese, a Tezze sul Brenta, anche questo nuovamente colpito dal grandine, dal maltempo. Era stato tra i comuni maggiormente danneggiati appena pochi giorni fa. Nuova grandinata anche nel Padovano e vediamo allora com'è la situazione qui in provincia di Padova. Le linee ferroviarie sono interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova. È solo una delle conseguenze della nuova ondata di maltempo che ha investito la nostra regione. Paralizzata la tratta ferroviaria, grandine e forti piogge si sono abbattute anche nel Padovano. Questa volta ad essere colpite è stata la città e soprattutto la zona di Selvazzano e Tencarola dei Colli, a 3 ponti di Teolo e Rovolon, dove palline di ghiaccio sono cadute copiose. Grandine anche a Cadoneghe, il comune che già aveva subito danni ingenti con la tempesta di mercoledì sera che ha danneggiato ben 150 alberi. I vigili del fuoco sono alle prese con interventi di rimozione di rami abbattuti dal vento, già 16 interventi eseguiti, altri 18 in fase di realizzazione anche nelle zone di Albignasego e Montegrotto. Intanto i comuni che nei giorni scorsi sono stati flagellati dal maltempo continuano la conta dei danni, come a Vigonza, dove il sindaco Gianmaria Boscaro ha inviato una nuova richiesta danni alla regione dopo la tromba d'aria di sabato. Ho inviato questa mattina una nuova lettera in regione facendo presente che dopo la grandinata abbiamo avuto un altro evento atmosferico con nuovi danni. Al momento rispondo alle richieste di tanti cittadini che mi chiedono di avere risarcimenti, dicendovi che al momento non abbiamo risposte né dalla Regione né dal Ministero, che stanno facendo tutte le procedure previste per la dichiarazione dello stato d'emergenza e dello stato di calamità naturale. Il sindaco ha effettuato nuovi sopralluoghi con gli agronomi nei parchi che restano chiusi. Il comune qualche tempo fa aveva stanziato 100.000 euro per le potature straordinarie, mai come ora questi interventi saranno necessari. Oltre 300 invece i lampioni dell'illuminazione pubblica danneggiati. Adesso stiamo continuando con le varie squadre nella pulizia delle strade e con la sistemazione degli edifici pubblici. Alcuni hanno avuto un grosso colpo per la doppia combinazione di grandinata e tromba d'aria, ma stiamo riuscendo a garantire tutti i servizi pubblici. Il governatore del Veneto ha fatto sapere che lo stato di emergenza regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni. Nel Vicentino è la zona dell'altopiano la più colpita, ma ci sono danni da grandine anche nel basso Vicentino. Il maltempo si scatena sul Vicentino. È mezzanotte quando un cielo denso di nubi scure e carico di elettricità annuncia con i primi lampi l'arrivo di un violento temporale che da lì a poco si scarica con forti tuoni e folate di vento. È l'inizio di un'ondata di maltempo che dura tutta la notte con continui rovesci fino all'alba e poi per tutta la giornata. In particolare il basso Vicentino viene bombardato all'alba dalla grandine con chicchi grandi come noci che danneggiano parecchie automobili tra Campiglia, Villaga, Nanto e Barbarano. La grandine però, dopo i primi danni alle vetture parcheggiate all'aperto, si trasforma subito in acqua. Il vento piega qualche pianta, ma il basso Vicentino non riporta i danni dell'altopiano di Asiago, dove invece si concentrano la maggior parte dei 30 interventi effettuati dai vigili del fuoco, soprattutto per taglio di piante e messa in sicurezza della zona pedemontana. Problemi anche alla stazione di Vicenza per limitazioni alla circolazione dei treni. Alcune piante cadute nel Veronese lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia hanno interrotto la tratta tra Brescia e Padova, dove la mole dei passeggeri è altissima. Con la rimozione delle piante il trasporto ferroviario ha ripreso a funzionare durante la mattinata con gravi disagi per chi viaggia. Le previsioni meteorologiche indicano rovesce e temporali anche di forte intensità fino alla mezzanotte. Lasciamo ma solo momentaneamente la pagina dedicata al maltempo, perché poi avremo altri collegamenti dalle varie province del Veneto duramente colpite dalla grandine e dal forte vento. Passiamo alla cronaca con l'omicidio di Conegliano di Margherita Ceschin. 2 dei 3 killer sarebbero partiti appositamente dalla Spagna per compiere il delitto, per poi farvi rientro. Le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura proseguono senza sosta
risposta, mentre ieri mattina si sono svolti gli interrogatori di garanzia delle persone arrestate, tra cui il marito della vittima. Restano tutti in carcere, questa è la decisione del GIP. Non passa minuto senza che gli inquirenti non aggiungano una tessera al puzzle criminale che ha portato alla morte di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta nella sua casa a Conegliano il 24 giugno scorso e che sarebbe stata uccisa da 3 killer. Un omicidio commissionato, questa l'ipotesi, dal marito Enzo Lorenzon, 79 anni, e dall'attuale compagna di origini dominicane, con l'intermediazione di altre 2 persone. 7 in tutto quindi soggetti coinvolti, 4 di questi in carcere, tra cui lo stesso Lorenzon. Ora si tratta di chiudere il cerchio con le intercettazioni telefoniche che indicano una traiettoria ben precisa, ovvero la Spagna. È qui nella penisola iberica che si troverebbero 2 dei 3 esecutori materiali del delitto, che sarebbero venuti in Italia appositamente per colpire nell'appartamento di via 28 aprile. Le autorità italiane già si stanno muovendo con i pari grado spagnoli in modo da evitare ulteriori fughe. E proprio il pericolo di fuga dei presunti colpevoli aveva convinto sabato mattina all'alba i carabinieri coordinati dalla procura a effettuare il blitz tra Ponte di Piave, Treviso e San Biagio di Callalta. Nella cascina di Negrisia in particolare si trovavano Enzo Lorenzon e di Lazy Guzman. La colf è diventata compagna di 50 anni più giovane e tra i motivi della separazione con Margherita. Sarebbero loro la mente, accanto a 2 intermediari, un'altra donna dominicana indagata ma a piede libero e Juan Maria Guzman, 41 anni, prelevato dalla sua abitazione di Treviso. Poco distante, a Olmi di San Biagio di Callalta, l'arresto di Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 38 anni, cugino di Lazy e ritenuto esecutore materiale. Tutti nell'interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, tutti però resteranno in carcere come deciso nel pomeriggio dal GIP di Treviso, Marco Biagetti. Provvederò immediatamente a depositare istanza al Tribunale del riesame perché ritengo di avere la necessità di sottoporre al vaglio del giudice del riesame di Venezia, il Tribunale Collegiale del riesame, tutta la documentazione che ovviamente abbiamo interesse anche noi ad acquisire nei termini più brevi, quindi è qualcosa che farò nell'immediatezza. Mentre la 32enne resta nella sezione femminile del carcere della Giudecca, i 3 uomini, Lorenzon compreso, che sono a Santabona, potrebbero essere soggetti a dei trasferimenti. È presumibile, rimanendo il divieto d'incontro, che qualcuno venga trasferito in altro istituto penitenziario. E tra pochissimi istanti torneremo a Padova con Valentina Visentin per gli aggiornamenti sull'altro fatto di sangue che ha segnato il Veneto in questi giorni, l'accoltellamento del quartiere Forcellini di domenica pomeriggio, una vittima e 2 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Ci sono delle novità, ce le racconterà Valentina tra pochissimo. Andiamo nel Vicentino con la cronaca: ferito un ragazzino di 11 anni mentre stava giocando anzi, forse c'è già Valentina. Sì, allora vado subito da Valentina Visentin per gli aggiornamenti sull'accoltellamento del quartiere Forcellini. A te, Valentina. Sì, buongiorno Francesca, spostiamo sempre nel quartiere Forcellini e ci siamo spostati per mostrarvi dove ieri si erano concentrate le ricerche dei carabinieri e del vigile del fuoco, perché all'appello, oltre al movente che è ancora poco chiaro, si parla di una lite per un'ospitalità negata, ma quello che manca in questa vicenda è anche l'arma del delitto. È vero che i carabinieri hanno sequestrato dei coltelli da cucina ritrovati nell'appartamento dei 2 fratelli in fuga, che poi sono stati arrestati dalla polizia stradale al confine tra la provincia di Gorizia e la Slovenia, ma manca l'arma ancora del delitto e pare che i fratelli l'abbiano portata con sé durante la fuga, perché sono state rilevate all'interno della Clio rossa utilizzata per la fuga tracce da gocciolamento, quindi pare che il coltello possa essere stato portato durante la fuga, che possa essere stato gettato in questo punto del fiume del Piovego tra via Filiasi e via Gattamelata, quindi a pochi metri da via Dorighello, dove è avvenuto invece l'accoltellamento mortale in cui ha perso la vita Albert Deda, 24enne albanese.
Ma dicevamo è il movente che stanno cercando i carabinieri, alcune dichiarazioni fatte dagli altri 2 feriti coinvolti in questa vicenda. Si tratta di 2 albanesi che sono piantonati in ospedale, si parla di una lite furibonda scaturita per una mancata ospitalità negata dai 2 fratelli ad Albert Deda, la vittima. Questo pare che sia il movente. Domani l'interrogatorio di garanzia dei 2 fratelli, che poi potrebbero essere trasferiti nel carcere 2 Palazzi di Padova, insomma, e potrebbero uscire nuovi elementi per fare chiarezza su questo accoltellamento mortale avvenuto in un caldo pomeriggio d'estate che ha sconvolto il tranquillo quartiere di Forcellini qui a Padova. Ma ricostruiamo, io adesso vi restituisco la linea, ma prima vi lancio il servizio in cui ricostruiamo tutti gli sviluppi di questa vicenda. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Avrebbero ucciso il loro amico a cui volevano negare l'ospitalità. Potrebbe essere questo il fattore scatenante della sanguinosa lite culminata nell'omicidio del 24enne albanese Albert Deda, che domenica pomeriggio ha scosso il quartiere Forcellini a Padova. I presunti autori dell'omicidio, i fratelli albanesi Ilmi e Clinton Racchipai, potrebbero svelare il mistero del movente durante l'interrogatorio di garanzia del loro arresto, che dovrebbe svolgersi a Gorizia entro domani. Poi la procura trasferirà tutti gli atti a Padova, procura titolare dell'indagine. I 2 fratelli di 19 e 24 anni sono stati fermati mentre cercavano di raggiungere il confine con la Slovenia, ma sono stati bloccati dalla polizia stradale. Insomma, una lite per futili motivi. I carabinieri che stanno svolgendo le indagini sembrano escludere la pista del regolamento di conti o di questioni legate alla droga. I 5 albanesi coinvolti sono tutti incensurati. Gli altri 2 giovani feriti restano piantonati in ospedale, si temono vendette. Uno dei 2, quello ferito più leggermente, avrebbe ammesso che la lite sarebbe scoppiata dopo il rifiuto dei fratelli Racchipai di ospitare un connazionale appena arrivato in Italia. Domenica pomeriggio la violenza sarebbe prima esplosa all'interno dell'appartamento. La vittima, Albert Deda, sarebbe stato anche colpito con una testata, poi la resa dei conti nell'androne con l'accoltellamento mortale all'addome. Tra un paio di giorni dovrebbe svolgersi l'autopsia sul corpo del 24enne elettricista da molti anni in Italia. Mai ai problemi con la giustizia. Un ragazzo descritto da tutti come tranquillo. Stessa cosa per i 2 fratelli camerieri che da qualche anno vivevano in affitto nell'appartamento di via Dorighello, dove risulta ancora residente la vittima. Erano 2 ragazzi molto tranquilli che salutavano ed erano molto gentili, ecco, nulla lasciava pensare che ci potessero essere delle vicende così forti. Dopo l'accoltellamento, la fuga in macchina verso il confine. Prima una fermata all'outlet di Noventa di Piave per acquistare vestiti nuovi e puliti. Nella Clio rossa, che è stata sequestrata, vistose tracce di sangue, ma ancora l'arma del delitto non si trova. I carabinieri ieri mattina sono tornati in via Dorighello per continuare a cercare reperti. Sono stati sequestrati alcuni coltelli da cucina nell'abitazione dei 2 fratelli. Torniamo a parlare di maltempo, andiamo subito da Sharon Di Carlo a Tezze sul Brenta. Il sole non ci deve ingannare, Sharon, per quelli che sono i danni causati da questa ennesima ondata di maltempo. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. Hai detto bene, è tornata la pioggia, infatti pochi istanti fa ha smesso di piovere, però torna la paura qui a Tezze sul Brenta. Ve lo stiamo raccontando in questi giorni, più di 200 milioni di euro di danni in tutto il comune, a partire dall'agricoltura. Ha perso l'80% del raccolto. Ieri siamo stati in una carrozzeria, ci hanno raccontato più di 1000 auto completamente distrutte, auto che verranno ridate appunto tra un anno, 365 giorni di attesa, ma non solo, danni alle aziende, tetti completamente scoperchiati, danni anche alle abitazioni. Noi siamo qui con Stefano, proprietario appunto di questa villetta qui a Tezze sul Brenta, perché anche lui ha il tetto completamente distrutto. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Qual è la situazione? È tornata la pioggia poco fa, torna la paura perché hanno paura di infiltrazioni? Sì, diciamo che soprattutto con questi edifici dove non c'è il manto di permeabilizzazione con la guaina, l'infiltrazione sarà all'ordine del giorno prossimamente, nel momento in cui i teli invecchiano, perché poco da fare. Si tratta di teli di fortuna, come può ben vedere, l'abbiamo recuperato dalla campagna, ci siamo rimboccati le maniche il giorno dopo. Vedendo che le previsioni meteo continuavano ad essere avverse, abbiamo trovato questi teli e li abbiamo posizionati e bloccati con questi sacchi che abbiamo riempito di terra trovata nel campo, insomma. Teli di fortuna che però non funzionano sempre. Prima mi raccontava che un suo parente ha delle infiltrazioni pesanti con queste piogge. Certo, lui
si trova in una situazione diciamo ancora peggiore della nostra, perché ha un sottotetto in legno e quindi l'acqua passa ancora più velocemente rispetto a una soletta come questa in cemento col sottotetto, che quindi impiega un po' più di tempo, ma alla fine arriveremo tutti lì. Come potete ben vedere ci sono già le prime tracce di infiltrazione all'interno del solaio. Il problema è che le attese sono lunghissime per la sistemazione del tetto. Dicono che appunto si starà in questa situazione con questi teli provvisori fino a dicembre, ma come si può pensare di affrontare l'inverno, l'autunno in questa condizione con le infiltrazioni che già ci sono adesso? No, diciamo che è impossibile affrontare l'autunno in queste condizioni, bisognerà pensare qualcosa. Sicuramente il mio obiettivo adesso come adesso è quello di rimuovere la copertura e il prima possibile posizionare la guaina, e dopo il nuovo manto di copertura lo farò quando si potrà, insomma, però in questo modo penso forse la fine dell'estate. Certo, ma parliamo di danni, ovviamente adesso è ancora presto, ma mi raccontava prima più di 15.000 euro di danni solo per il tetto. Sì, immagini che questa è una copertura da 350 metri quadrati, tutta da rifare perché non c'è una tegola intatta, e dopo su questa copertura insiste anche un impianto fotovoltaico Distrutto completamente. Distrutto, non c'è un pannello che è rimasto intatto, con dei fori che sembrano fatti con la tazza di una fresa, insomma. Grazie. Francesca, io ti saluto da Tede sul Brenta. Stefano, segui anche Alessandro alla telecamera, facendovi vedere questo tavolo, un tavolo completamente distrutto, bombardato dalla grandine. Ti restituisco la linea. Grazie Sharon, grazie anche per quest'ultima immagine perché parla più di tante parole, significativo, insomma si è parlato di bombardamento e in qualche modo questo tavolo rispecchia queste parole, forse anche forti, però davvero chi ha vissuto, chi ha sentito la grandine di queste dimensioni cadere sul tetto della propria abitazione ha parlato di suono di un bombardamento. Ultimissimo aggiornamento. In Veneto ci sono 8.000, sono state perlomeno 8.000 le persone senza elettricità tra Verona e Treviso, perché la situazione pian piano sta rientrando. 6.000 utenti senza corrente elettrica in provincia di Verona, 2.000 nel Trevigiano, e l'abbiamo sentito anche a Pieve di Soligo con la nostra Daniela Sizzia, numeri che rende noto il governatore del Zaia. Il governatore Zaia: allo stato attuale alle 12 le utenze interrotte, dice Zaia, sono 1.500 circa nel veronese e poche unità nel trevigiano. Alcune problematiche minori si registrano anche nel bellunese. Naturalmente continueremo a parlare di maltempo in questa diretta e poi nei telegiornali serali, ma adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, vediamo il servizio su questo bambino di 11 anni ferito mentre stava giocando nel cortile della colonia sul Grappa. Stava giocando con gli amici all'esterno del rifugio Colonia Costone sul Monte Grappa nel comune di Borso quando è scivolato, procurandosi un trauma alla spalla destra. Brutta avventura per un ragazzino di 11 anni residente a Cittadella. Sul posto, per le prime cure, i sanitari del SUEM 118 Pedemontana Emergenza. Il ragazzino è stato quindi affidato all'elicottero Falco 2, recentemente attivato a Belluno e inviato in supporto dalla centrale operativa di Treviso. Vista la lontananza dall'ospedale, dopo la sedazione, infatti, il giovane è stato elitrasportato fino al nosocomio di Montebelluna per tutte le cure. E oggi a Venezia si è insediato il nuovo questore, è finita pochi istanti fa la sua prima conferenza stampa e allora ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nella sede della Questura di Venezia, dove oggi il nuovo questore Gaetano Bonaccorso ha incontrato la stampa. In realtà si è insediato ieri proprio qui a Venezia, è stato ricevuto dal prefetto Michele Di Bari, che l'ha definito cordiale e immediatamente operativo. Ovviamente al nuovo questore che arriva dopo i saluti la settimana scorsa di Maurizio Mascioni,
Sciopinto, che per ora sarà a Roma. E appunto al nuovo questore sono state illustrate le principali questioni che interessano la città metropolitana di Venezia, in particolare ovviamente la questione della sicurezza. Come sappiamo c'è la piaga di Via Piave a Mestre, e poi la questione dell'ordine pubblico. Questa mattina il nuovo questore ha incontrato appunto la stampa, i giornalisti, ovviamente ha espresso la sua felicità nell'essere arrivato qui a Venezia, una città che prima aveva visitato solamente da turista, invece ora ha detto la vivrà proprio dall'interno, anche ovviamente con gli aspetti meno piacevoli. Ricordiamo che lui arriva da Pisa, originario di Messina, l'ultimo incarico appunto è stato a Pisa, ma ha lavorato già in Veneto alcuni anni fa come vicario a Padova, quindi la nostra regione la conosce già. Importantissimo, ha detto, sarà valorizzare i provvedimenti come quello dell'espulsione o anche il Daspo Willy, che sappiamo essere stato attivato da qualche anno, e poi ancora ci sarà anche un focus particolare per quanto riguarda le iniziative sulla violenza di genere. Ma tanta la carne al fuoco, ovviamente deve ancora familiarizzare con il territorio, ma sentiamo proprio la sua prima intervista ai nostri microfoni. Richiede risposte di sicurezza assolutamente diverse. Questa è una delle tante complessità che Venezia ha. Da una parte una Venezia internazionale che riceve visite a livelli internazionali con impegni di ordine pubblico e di gestione certamente molto complessi, insieme ad una realtà che ti chiede di affrontare problemi pratici, problemi che stanno sul territorio e che bisogna contrastare. Il questore e la questura hanno tanti strumenti di prevenzione che possono essere messi in atto, ci sono gli strumenti che possono essere espressi dal settore dell'ufficio immigrazione piuttosto che dal settore che si occupa specificamente delle misure preventive, la divisione polizia anticrimine, il settore della divisione polizia amministrativa che può fare un'attività di contrasto rispetto a quei luoghi dove si annidano turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ecco, tutte queste misure vanno certamente valorizzate. Un momento importante è l'ascolto di ciò che arriva attraverso i comitati di rappresentanza dei cittadini che vivono evidentemente in questo contesto e che in qualche modo rispetto a questi elementi che giungono consente evidentemente di orientare l'attività che viene fatta. Il suo predecessore si è attivato anche con delle iniziative, in particolare un protocollo, poi ma anche altri per quanto riguarda la lotta alla violenza sulle donne. Lei ha intenzione di proseguire in qualche modo su questa linea? Beh, quello è sicuramente un tema su cui bisognerà lavorare. Adesso vedremo quali dati statistici in particolare ha il territorio, ma anche su quello è importante attivare molto gli strumenti preventivi. Queste le parole del nuovo questore di Venezia. Continuiamo con la cronaca, con la strage di Santo Stefano. Angelica Hutter è tornata in carcere. Da qualche giorno la 32enne accusata di omicidio stradale plurimo ha lasciato il reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia, dove era stata ricoverata per accertamenti. All'interrogatorio di garanzia della scorsa settimana la giovane si era avvalsa della facoltà di non rispondere. Non è decaduta, ma non è nemmeno stata modificata la misura cautelare con la quale è stato disposto il carcere per Angelica Hutter. Dopo un ricovero di poco più di 10 giorni nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia, la giovane automobilista tedesca accusata di omicidio stradale plurimo è tornata in cella nel carcere femminile della Giudecca e lì resterà, non è chiaro ancora per quanto, per il pericolo di reiterazione del reato e di fuga. La 32enne era alla guida dell'Audi A3 intestata al padre quando lo scorso 6 luglio investì, uccidendoli praticamente sul colpo, il piccolo Mattia, Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin.
Quella macchina era la sua casa da quando nell'ottobre dell'anno scorso l'aveva riempita di beni di prima necessità prima di partire per un viaggio nel sud Europa. La stampa tedesca fa coincidere la decisione di intraprendere il viaggio con l'irruzione della polizia nell'abitazione dei genitori una settimana prima della partenza. Sconosciuti i motivi della perquisizione domiciliare a Deggendorf, che però sarebbero stati oggetto di un acceso diverbio fra Angelika Hütter e i genitori. In Italia la giovane viene denunciata dalla polizia di Bolzano per oltraggio a pubblico ufficiale per possesso di oggetti atti a offendere. In un negozio Angelika discute animatamente con un commesso che richiede l'intervento della forza pubblica. Alla vista della polizia la giovane ha una reazione scomposta, viene perquisita e dallo zaino salta fuori un martello. La denuncia è a piede libero, quindi la 32enne riprende il suo viaggio. In Comelico le telecamere riprendono la sua auto in 2 distinti momenti ravvicinati nel tempo. Nel primo la si vede ferma a una fontana a riempire bottiglie d'acqua. Ad un certo punto la giovane chiude con una certa forza le portiere dell'auto sulla quale risale compiendo una pericolosa inversione ad U, in seguito alla quale rischia di andare a sbattere contro l'auto di una donna che sta uscendo da un passo carrabile. Pochi minuti dopo la seconda telecamera riprende l'auto sfrecciare in via Udine all'altezza dell'incrocio per la frazione di Campolongo. Poi un doppio frastuono indica il momento esatto dell'impatto. Cosa, come e perché si sia compiuta quella strage al momento restano interrogativi senza risposta. Le famiglie Antoniello e Potente hanno chiesto la tregua mediatica, idem la difesa di Angelika Hütter rappresentata dall'avvocato Giuseppe Triolo del Foro di Belluno. Al lavoro i consulenti tecnici per le perizie, le cui risultanze non saranno pronte prima della fine dell'estate. Torniamo al maltempo perché ci chiedono la linea i colleghi di Trieste, perché anche la zona di Gorizia è stata duramente colpita dalla grandine e dal vento con alberi abbattuti. Si vede proprio un albero tranciato a metà con una parte che è rimasta su e l'altra che è caduta. A lato marciapiede, non so se magari è uno di quegli alberi dove i vigili del fuoco sono intervenuti spostandolo dalla carreggiata, ma da come è cascato l'albero mi pare proprio di evincere che sia caduto naturalmente in questa direzione, è proprio spezzato e piegato da questo lato e insomma se una persona si fosse trovata qua sotto in quel momento magari non aveva motivo di trovarsi qui visto il temporale, però insomma poteva essere un dramma, e un dramma altrettanto se questo grosso albero fosse caduto ovviamente in strada, con il pericolo non solo per chi appunto viaggia sulle strade, ma il disagio anche di una strada che sarebbe rimasta bloccata. Questa è la situazione a Gorizia. Io provo a vedere se attraversando la strada, facendo attenzione, ci spostiamo, perché vedo un signore che con cautela, certo Laura ci mancherebbe, vedo un signore che sta tagliando dei rami e voglio andare a parlare con lui. Vediamo se riusciamo a passare. Stai attenta Elisabetta anche tu, perché io sono un po' spavaldo in effetti. E allora aspettiamo che anche Elisabetta Gessi, eccoci qua, possa passare. Scusate se vi do le spalle. Allora, qui vediamo un signore, un ragazzo che sta operando su un albero credo caduto. Buongiorno, salve, buongiorno, siamo di Tele4. Scusi, non si preoccupi. Vedo che, cos'è questo, un albero che era caduto? E... Sì, era arrivato fin qua, bloccava l'accesso, insomma, l'accesso alla lama, bloccava dopo per il supermercato, eccetera, allora... Lei abita proprio qua? No, io abito a Savogna, di Sonzo. Quindi proprio qui per lavoro, per sistemare questa situazione? No, sono qui per dare una mano e si fa quel che si può. Ecco. Beh, complimenti. Tanti danni questa notte? La mia macchina è andata. Qua ho il furgone col parabrezza crepato. E niente, almeno si fa quel che si può e poi andremo da quello là. Picchi di grandine grosse come palline, no? Diciamo mediamente una roba del genere. Una palla da tennis praticamente. Più o meno, dal golf al tennis, dai, diciamo. Quanto è durato questo maltempo improvviso e molto molto forte? Un paio d'ore. Quindi chiusi in casa e aspettare che finisca? Purtroppo sì, non si poteva fare niente. Lei abita da solo? Sì. Ho capito. E quindi adesso si pensa, il giorno dopo si pensa a rimediare e sistemare? Si pensa a sistemare quel che si può e almeno approfittare per quello che
Quindi lei sta raccogliendo, questi diventerà legna da ardere? Diventerà il caldo di questo inverno. Questo è importante. Almeno si può, cioè, si recupera quel che si può. Beh, le fa onore anche aiutare la comunità. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, salve, arrivederci. Grazie, arrivederci. Hai sentito quindi insomma la testimonianza di chi vuole anche dare una mano. Facciamo vedere anche all'opera il ragazzo che armato di motosega ha deciso di rimediare a una situazione che tutto sommato insomma gli fa anche onore, perché ci si dà una mano in situazioni del genere. Laura, ovviamente conosciamo che i danni da maltempo possono essere molto, molto importanti e insomma la comunità che è unita si tende la mano a vicenda. Bene, io vi lascio a commentare se volete anche questo, mi sposto in un'altra zona della città e vediamo se raccolgo altre voci e altri pareri di quello che è successo questa notte. A te la linea. Insomma, avete visto in questo collegamento così dinamico quella che è la situazione a Gorizia, ma una situazione simile anche in altre zone del Veneto. Ve le abbiamo documentate con i nostri inviati sul posto. Prima di continuare a parlare di maltempo, quello che è un altro delle notizie del giorno, in questi ultimi giorni, scusate il gioco di parole, ed è la notizia della 78enne trevigiana Gloria, nome di fantasia, prima veneta ad essere morta con il suicidio assistito con medicinale e strumenti forniti dall'azienda sanitaria. Si è spenta domenica mattina alle 10:25 nella sua abitazione. La vita è bella, ma solo se siamo liberi, e io lo sono stata fino alla fine. Grazie. Si è congedata così Gloria, la 78enne trevigiana malata oncologica, prima cittadina veneta a morire praticando il suicidio assistito. Di caso storico parla il medico che era con lei, Mario Riccio, consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni. Gloria è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'aiuto alla morte volontaria, reso legale dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Sul caso Cappato Antoniani, ma è anche la prima persona ad aver ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessario da parte dell'azienda sanitaria. Dall'ULSS 2 marca trevigiana solo poche righe. Riteniamo doveroso il massimo rispetto della privacy della persona e della famiglia, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze, per cui non forniremo informazioni. Ma di fatto il Veneto ha deciso di ottemperare alla sentenza e di questo l'associazione Coscioni è riconoscente. Non c'è stato bisogno per la prima volta in Italia di ricorrere ai tribunali per ottenere una risposta alla richiesta della signora Gloria. Il fatto che l'aiuto sia arrivato nella regione presieduta da Luca Zaia della Lega dimostra che su questo tema non valgono i recinti dei partiti e delle coalizioni, conta la sensibilità nei confronti delle persone che soffrono e delle loro scelte. E sempre il Veneto ha accolto la richiesta di intraprendere la medesima procedura per il vicentino Stefano Geller, che ha però deciso di attendere e che sui social ha scritto: "Buon viaggio Gloria, hai ottenuto e fatto ciò che volevi ed è giusto così". Non è un problema di morte, è un problema di qualità della vita, perché per noi questo è l'elemento fondamentale. Noi non siamo quelli della morte, noi siamo quelli della qualità della vita, e la qualità della vita è anche la qualità del fine vita. Sbarra torna a invitare il Consiglio regionale a legiferare per dare una tempistica certa per rispondere alle richieste dei malati, come Gloria, i cui familiari hanno compreso e le sono rimasti accanto. Suo marito gli ha tenuto la mano fino all'ultimo momento, i familiari erano in casa e lei ha dato anche serenità a tutti, ribadendo la sua scelta fino all'ultimo. E torniamo allora al maltempo, perché i danni sono ingentissimi alle auto, e ne abbiamo parlato a lungo con i carrozzieri, ma sono ingentissimi anche i danni causati alle abitazioni, ai fabbricati. E adesso si pone un problema, anche perché l'ondata di maltempo non è destinata a fermarsi qui. Il problema è quello che manca la materia prima e manca la manodopera perché possano intervenire per riparare quelli che sono stati i danni. Ne parliamo insieme a Paolo Ghiotti, costruttore edile e fino a qualche giorno fa presidente dell'ANCE del Veneto. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori. Insomma, una esperienza sua, io le chiedo subito, Ghiotti, le è mai successo nella sua esperienza di costruttore di vedere dei danni di questa portata per un'ondata di maltempo di questa portata? Ahimè, devo dire la verità, episodi magari singoli molto rari comunque nel tempo possono essere capitati, ma di un'intensità così elevata e oserei dire, ahimè, quasi con questa quotidianità veramente no, perché oramai siamo impauriti quando vediamo una nuvola nera ad uscire, perché sentendo quello che sta succedendo in giro sono sempre più frequenti. Difatti l'ondata di maltempo di giovedì scorsa è stata seconda quella di una quindicina di giorni fa, che ha visto Treviso in particolar modo colpita con alberi sradicati, macchine con vetri sfondati. È veramente un problema che sta colpendo, oserei dire, non tanto il nostro Veneto, perché Treviso, Padova, la parte bassa di Rovigo, del Basso Polesine in particolar modo. Noi fortunatamente della parte più vicino al Veronese siamo stati esentati, ma è venuto giù di tutto, e poi Ferrara, Bologna, Mantova, Modena. Noi abbiamo dei cantieri là dove sono veramente cadute delle palline da tennis, tetti completamente frantumati, fotovoltaici da buttare via nella loro totalità, tapparelle sfondate, cappotti. Noi facciamo cappotti, adesso con il 110 ne sono stati fatti tanti, che ahimè hanno dovuto sopportare delle ammaccature, dei buchi che sono veramente consistenti. D'altra parte non è neanche questione di cattiva messa in opera o di materiali non idonei perché di scarsa densità. Quando arrivano giù delle palline da tennis che sono piene di acqua ghiacciata, che è ghiaccio, capisce che sfondano cristalli di camion, sfondano manti di copertura. Ho una foto di un tetto dove sembra che sia passato, non so, un gregge di pecore, talmente è puntualmente distrutto in tutte le sue parti, con qualcosa che lascia un po' disperati. Sicuramente il nostro Veneto ne ha risentito. Certo, ci sono danni importanti, li abbiamo documentati con i nostri inviati nei giorni scorsi anche nel Vicentino, di case che sono state bucherellate nel tetto e questo pone un problema, dicevo prima, delle materie prime, nel senso che anche il vento ha portato via tegole, coppi dai tetti, mancano proprio queste, e poi manca, e questo è un problema ormai di cui abbiamo parlato spesso, la manodopera, i lavoratori. Qual è la situazione intanto partendo dalla materia prima che manca? Allora, la materia prima manca, in realtà non è così ancora palpabile il problema, nel senso che parlavo fresco questa mattina con un'azienda che fornisce tegole a noi da anni, che ha una capacità produttiva attorno ai 20.000 pezzi quotidiani. Hanno una richiesta per 80.000 pezzi, quindi è ovvio che dovrebbero quadruplicare la loro capacità di fornitura, cosa che è ovviamente difficile, quindi in parte esiste anche questo problema. Ma poi questo problema è altresì aggravato anche dal fatto che siamo verso la fine di luglio e, come lei sa, agosto in Italia è sacro, chiudono tutti, almeno per 15 giorni, e quindi c'è questa sosta di produzione, no? E quindi un'attesa più lunga. Se mediamente le attese erano attorno ai 20-30 giorni dall'ordine, adesso qualche 15-20 giorni in più si possono attendere. C'è stata data garanzia che riusciranno comunque a far fronte a questa grossa richiesta di merce, anche perché diciamo che siamo stati un po' tutti quanti allenati, non dico a fare dei miracoli perché siamo solo degli umani, però col 110 siamo veramente riusciti a fare tanto e di più.
e quindi è probabile che qualche orario in più di lavoro si possa fare pur di riuscire a dare risposta a questa grossa necessità di materiale che serve. Ma non è solo questo il problema, perché mancano purtroppo anche ponteggi. Per sistemare dei manti di copertura è ovvio che devono essere eseguiti su tutte le facciate nel rispetto di quelle che sono le norme della sicurezza di tutti i ponteggi, che è un altro problema. E come diceva giustamente lei, le imprese sono strutturate non per affrontare delle calamità così importanti che necessitano di un intervento urgente ed istantaneo, perché quando parliamo di un manto di copertura flagellato, distrutto, vuol dire che entra acqua. Non tutti i manti di copertura presentano un sottotegola impermeabilizzante fatto con delle guaine, e quando queste vengono meno o in parte sono lese anche per le grandinate e perché il laterizzo nella sua rottura crea delle schegge e dei tagli, vuol dire che l'acqua penetra il solaio, può andare ovviamente ad inibire quelle che sono le controsoffittature e quindi creare dei problemi di carattere anche elettrico, perché sono alloggiate ovviamente tutte le plafoniere e quant'altro, oltre a tutti i controsoffitti, il che genera l'impossibilità di dare continuità alle opere all'interno anche di capannoni, delle stesse case, di uffici, quando poi non si parla di opere un attimino o di ambienti un attimino più delicati, quali possono essere ospedali, case di riposo e oggetti del genere, dove ovviamente bisogna intervenire con una certa urgenza, però la forza lavoro è questa, le piattaforme che si hanno, i ponteggi che si hanno sono questi, e la moltiplicazione dei pani e dei pesci è stata solo a Cafarnao e nel nostro Veneto sarà difficile moltiplicare muratori, laterizi e piattaforme aeree, quindi ci saranno dei tempi, ahimè, che necessitano di un determinato tempo per essere eseguiti, insomma, pur mettendoci tutto l'amore, tutta la volontà, però insomma determinate operazioni possono essere eseguite solo nelle ore diurne, per cui anche questo ci limita un po'. E quando il tempo e quando anche le condizioni meteorologiche lo permettono, perché qui è tutto un susseguirsi di schiarite e temporali. Quindi che tempistiche potrebbero esserci per degli interventi, pensiamo in un'abitazione che ha subito dei danni, che tempistiche potrebbero esserci a questo punto? Ma guardi, questo dipende molto dall'entità delle imprese. Noi adesso abbiamo 28 cantieri aperti. È ovvio che in questa situazione di cose dove tutti chiamano, cerchiamo comprensibilmente di dare attenzione maggiore a queste necessità impellenti, per cui andiamo a snutrire un po' di nostri collaboratori in determinati cantieri e ad intervenire sugli altri. È ovvio che sono interventi che non sempre è sufficiente un intervento veloce di un giorno per sistemare un paio di tegole rotte, perché ci sono situazioni dove veramente deve essere completamente asportato il manto di copertura e rifatto, e quindi queste sono operazioni che implicano ovviamente, in rapporto anche alla quantità del tetto, ma sempre una settimana, 15 giorni, 3, 4, 5 giorni, per cui insomma sono tutte cose che bisogna mettere in fila dando una certa priorità. Noi siamo in grado di affrontare 4-5 cantieri al giorno, però ecco, l'impresa più grossa di noi potrà farne di più, imprese più piccole ne faranno uno al giorno, uno ogni 2-3 giorni, dipende, ecco, come dicevo, dalla capacità operativa dell'impresa e dal cantiere che deve essere valutato. Però sono più cantieri importanti, non si tratta proprio della piccola porzione di manto di copertura rotto, no, ci sono tegole completamente diverse nella sua totalità, e quindi si parla di cantieri che durano almeno una settimana, perché devono essere proprio provveduti nella loro intierezza, insomma. Prego. No, dicevo che quello che mi preoccupa non è neanche questo, si può dire, questo effetto meteorologico,
quanto di più questo cambiamento di clima, l'effetto meteorologico è quello che ci dice che oggi a 300 ci sono 20 gradi, domani ce ne saranno 25 e dopodomani potrebbe grandinare. L'effetto climatico invece è quello che dice che, non so, a 3.000 metri sul Monte Bianco oramai non si scia più. Ecco, noi stiamo abituandoci, ci dovremmo allenare, quindi prevenire ad una sorta di clima che sta proprio cambiando. Siamo sempre con piogge più torrenziali, non piove per 4 mesi, quando piove per 2 giorni e fa tant'acqua come in 6 mesi, quando grandina non cadono più chicchi che sono assimilabili a quelli dell'uva, quanto di più grandine che sembra albicocche, susine, arance, ecco, per cui ahimè c'è questo problema. Lei vede, Rodi sta bruciando, in Sardegna ci stanno 42 gradi, c'è sempre stato caldo, sì è vero, ma i miei muratori, io la settimana scorsa ho detto fate gli orari che ritenete più congrui, quando siete stanchi fermatevi, non è che se perdiamo una settimana perdiamo chissà cosa, dobbiamo tenere anche noi alla nostra stabilità, perché lavorare con queste temperature qua, noi muratori siamo abituati un po' a tutto, ma veramente abbiamo toccato dei limiti che si dice che queste temperature non siano mai state sulla nostra terra, quindi questo ci deve fare ragionare un po' anche su cose ben più importanti, che questo pianeta forse noi l'abbiamo un pochino superato, abbiamo avuto un po' troppa fiducia nella sua capacità di rigenerarsi, ci sta dando i primi segnali di stanchezza, chiamiamola così. Attenzione, quindi lo diciamo anche noi imprenditori, perché noi imprenditori con la nostra attività sempre non lo aiutiamo questo pianeta. Ultimissima domanda, a questo si aggiungono i costi, ma anche il problema dello smaltimento. Lei prima faceva riferimento ai pannelli fotovoltaici, abbiamo visto un'azienda qualche giorno fa con i pannelli completamente, tutto l'impianto devastato, e c'era il problema dello smaltimento, ma anche dello smaltimento di quello che poi sarà tutto quello che è andato danneggiato. Lo smaltimento, che è rifiuto, è un problema grosso, soprattutto nel nostro settore. Noi produciamo il 40% dei rifiuti totali che si producono. L'edilizia produce come rifiuto, si parla di 70 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno, che se li dovessimo caricare su degli autotreni, faremo una fila che è lunga 24.500 chilometri. L'Italia è lunga 1.200. Questo per dire quanto importante sia il concetto dei rifiuti, no? E quindi la capacità di essere riciclati e di essere stoccati per un successivo riutilizzo. E quindi il problema è importante perché surge a costi sensibili, ed è stato per questo, e quindi sono anche felice che qualche giorno fa sia stato condiviso con la Regione un tavolo e sottoscritto un qualcosa in comunione tra la Regione, ANCE, lo IUAV, l'Università di Padova e qualche altra categoria con Confindustria, Legambiente, dove si parla proprio di circolarità, questa necessità che abbiamo di rendere i rifiuti delle risorse per poterli riutilizzare nel giusto modo, perché questi non creino rifiuti a tutti gli effetti, che poi hanno delle problematiche seconde che sono importanti, insomma, il settore demolizione, ricostruzione, quindi si crea tanto rifiuto, è importante avere la capacità di ricollocarlo. Io parlavo di un rifiuto che diventasse una risorsa, che fosse una sorta, un rifiuto con una carta d'identità, una DOCG, la capacità di essere, se si produce in quel luogo, che potesse anche essere macinato e riqualificato e reinserito nel luogo per fare dei sottofondi. Dobbiamo fare molto noi in Italia rispetto a qualche nazione vicina a noi per poterlo riqualificare. E abbiamo esempi importanti, perché lo stadio della Juventus ha riciclato 40.000 metri cubi di macinato, 5.000 metri quadrati di vetro, 5.000 tonnellate di ferro,
il passante di Mestre con il riciclato ha fatto un'opera grandiosa risparmiando 320.000 metri cubi di materiale vergine e dando una garanzia su quello che è il prodotto finito, che è maggiore dell'80% in termini di vivibilità rispetto ad altri materiali. Quindi possiamo riciclare e veramente avere una risorsa da parte di questo materiale. Stoppiamola per quanto sia possibile il macinare montagne ed usare materiale verde. Grazie davvero, grazie a Paolo Ghiotti e naturalmente buon lavoro, perché ci sarà davvero tanto da lavorare e ci riaggiorneremo quando questa ondata, speriamo, si fermi presto per fare ancora meglio una conta dei danni. Grazie davvero Paolo Ghiotti, buon lavoro, a presto. A voi tutti, buona giornata. Grazie davvero. Dunque, insomma, ai danni del maltempo, queste problematiche. A proposito dei danni del maltempo, subito a Follina con Daniela Sizzia e Simone Merlo. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Ancora noi, come hai detto tu, ci troviamo a Follina, siamo nell'agriturismo La Dolza. Qui i danni sono ingentissimi, guardate, il frutteto praticamente è distrutto, le melette, ve le faccio vedere, sono tutte a terra. Tutti gli alberi di frutta sono andati distrutti, non solo. Sono con il titolare dell'agriturismo, il signor Curto. Una devastazione. Sì, buongiorno a tutti. Sì, una devastazione che non vedevamo da mai. Noi siamo aperti da 32 anni e non abbiamo mai subito un danno così grosso. Grosso a livello nostro aziendale, in quanto la frutta e le coltivazioni che abbiamo servono a far funzionare l'agriturismo. E sì, quest'anno non avremo produzione, ecco, né uva, né vino, né frutta, né frutti di bosco, né ortaggi, e anche i pascoli dove abbiamo i cavalli sembra sia passato un rullo e ha abbassato l'erba che era altissima, adesso non c'è più. Tutto è andato distrutto? Sì. Si sono distrutte alcune infrastrutture tipo ricoveri animali, l'impianto solare con cui produciamo l'acqua calda per far funzionare gli alloggi dell'agriturismo e l'impianto fotovoltaico che produce la corrente appunto per l'azienda. Il solare è distrutto completamente, il fotovoltaico ci sono belle ammaccature, devo fare una perizia per valutarne i danni, insomma. Ecco, insieme adesso camminiamo perché Francesca, ti facciamo vedere, qui c'è stata, come un po' in tutta questa zona, una tempesta, una grandinata, come ti diceva il signor Curto, paurosa, e la cosa sconcertante è che nonostante in questo momento ci sia il sole e che siano passate comunque diverse ore, c'è ancora la grandine a terra. Una situazione davvero devastante. L'unica cosa, lei ci diceva, signor Curto, c'è un'allerta questa sera, ma dice più di quello che è successo, signor Curto, ormai. Sì, noi cercheremo di dire ancora ai nostri animali che non succeda nulla. Per quanto riguarda la parte vegetale, noi non abbiamo più niente di niente da perdere, purtroppo. No, è perso tutto, sì. Ecco, insomma, i danni, l'avete capito, sono davvero ingenti. E adesso stiamo arrivando proprio nella parte dove c'è ancora la grandine a terra, ed è una cosa che ha sorpreso, perché insomma nelle altre zone dove siamo andati i danni sono rimasti, ma la grandine insomma si era sciolta. Qui addirittura invece no, c'è ancora la grandine. Che cosa farete da oggi in poi, signor Curto? Cercheremo intanto dovremo fare dei trattamenti per disinfettare i frutteti in modo che non si infettino le piante. Siamo un'azienda bio, quindi cercheremo di usare dei prodotti bio. Porteremo al riparo gli animali il più possibile, toglieremo quello che resta delle verdure perché rimangono solo i ceppi e le radici. Guardiamo anche qui. Vedete, tutto è piegato. Rimetteremo giù le piante per vedere di fare una produzione tardiva. Ecco, questo ci diceva invece che cos'era? Sì, questo era un frutteto di ribes, era in produzione e penso che per un paio d'anni non ci sarà più, forse le foglie sì. Lo vedete, non c'è più nulla, e tutto è andato distrutto praticamente. Ecco. Noi ci stiamo avvicinando, volevo farvi vedere prima di chiudere questo evento, come avete capito i danni sono davvero molto ingenti, e che qua a terra
oltre alle mele, perché sono arrivate da là in fondo dove eravamo fino a qua, ed è, cioè voglio dire, quindi cioè, capite che vento c'era per farle portare fin qua. Vi faccio vedere, guardate le mele che sono arrivate da là in fondo fino a qua. In più, guardate, è pazzesco, ma c'è ancora la grandine. C'è ancora la grandine a terra, quindi pensate che cosa ci poteva essere questa notte qui. E come ci diceva il titolare, anche se viene questa notte un'altra tempesta, a parte gli animali che saranno messi ovviamente in sicurezza, del resto, dice, io ho perso già tutto. Francesca, qui da Follina è davvero tutto. Grazie mille, grazie per questa ennesima testimonianza così forte, per queste immagini così forti che raccontano la devastazione, la nuova ed ennesima devastazione che ha colpito il Veneto, in questo caso la Marca Trevigiana. C'è la pubblicità tra poco. Eccoci in diretta subito al Lido di Venezia con il nostro Lorenzo Maier, perché c'è una persona che si è arrampicata sul tetto di un hotel e minaccia di buttarsi. Lorenzo, raccontaci tutto, buongiorno. Sì, buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori. Sì, dicevi giustamente da studio, una persona si è arrampicata sul tetto di un hotel, che è l'Hotel Helvetia in Gran Viale, quindi siamo in pieno centro del Lido di Venezia. Questo hotel è pronto per essere tra pochi giorni, si dice, aperto da parte di un grande gruppo internazionale. Questa persona ha fatto alcune rivendicazioni, è salito sul tetto dell'hotel e minaccia di buttarsi. Ovviamente grande panico, ci sono trattative in corso, i vigili del fuoco, l'ambulanza e la polizia locale che è subito arrivata sul posto si sta cercando di far calmare questa persona, che però al momento si trova ancora arrampicata sul tetto e minaccia di buttarsi. Siamo in pieno centro, poi la giornata anche per il maltempo è un po' concitata, per cui questa ulteriore situazione rende complicate le cose. Al momento non possiamo dirvi molto di più, nel senso che la persona si trova in questo momento ancora sopra il tetto e si sta cercando di farlo così calmare, di poter arrivare a una soluzione del caso senza che nessuno si faccia male e quindi che la situazione possa tornare. Situazione complicata, ovviamente, essendo in pieno centro Lido di Venezia, anche per le automobili, per il traffico cittadino, perché questa situazione sta creando veramente dei problemi, ma speriamo soprattutto che il caso si possa concludere in tempi rapidi e senza che nessuno abbia conseguenze del caso. Assolutamente, grazie intanto a Lorenzo per questo importantissimo aggiornamento. Se ci saranno novità chiedici la linea in qualsiasi momento. Grazie a Lorenzo Maier, e adesso stemperiamo un po' il clima, è doveroso, e abbiamo parlato del maltempo che ha dato una tregua probabilmente momentanea al gran caldo perché l'estate insomma è ancora lunga, che tornerà, e allora capiamo come proteggere i nostri amici a quattro zampe in città ma anche in vacanza con loro, perché loro possono benissimo seguirci in vacanza. Ne avevamo già parlato con il dottor Diego Cattarossi, medico veterinario. Ben ritrovato dottore, grazie per essere con noi. Ciao Francesca. Allora, innanzitutto, dottore, ci sono dei rischi per i nostri amici a quattro zampe quando arriva il caldo, soprattutto un caldo così intenso come quello che abbiamo vissuto nei giorni scorsi? Francesca, senz'altro. Mi ricollego anche all'ultimo servizio che hai proposto di Follina, dove giustamente questa persona era preoccupata per il fatto di aver perso tutte le piante e diceva: ora devo pensare ai miei animali. E pensavo come animali che rimangono fuori, come i cavalli, i pony, gli asini, devono essere protetti da questi temporali, mentre più facilmente quelli che io vedo da compagnia rispetto ai temporali estivi hanno spesso delle reazioni fobiche di estrema paura, per cui mi veniva proprio in mente, seguendo il tuo articolo, è importante sapere che in queste fasi di paura così incontrollata possono mettere a repentaglio la loro salute, mordendo stipiti delle porte, rompendosi le unghie o le gengive a forza di mordere la porta per uscire. Quindi è importantissimo, rispetto a questi temporali, se l'animale ha una fobia, o tenerlo controllato, gestito in uno spazio molto ridotto come può essere un kennel, o per taluni soggetti
può essere addirittura utile, seguiti da un medico veterinario, un approccio farmacologico, un calmante. Questo è uno dei rischi dell'estate. Quando tu ti riferisci al grande caldo, effettivamente per animali come i cani e i gatti. Abbiamo un problema con il collegamento proprio, chissà, a causa del maltempo. Vediamo se riusciamo a ripristinare. Ecco, importante quello che ci ha detto il dottor Catarossi, eccolo, è ritornato, mettere in sicurezza i nostri amici animali nel caso vi siano dei forti temporali e loro abbiano particolarmente paura, ma metterli al sicuro anche in caso del gran caldo, dottore. Del gran caldo in animali che non sono in grado di sudare, perché se pensiamo un cane e un gatto hanno ghiandole sudoripare solo sui polpastrelli e quindi manca questa possibilità di disperdere calore. Per di più hanno una pelliccia anche d'estate. Per quanto perdano il sottopelo, gran parte del pelo di copertura rimane e quindi li tiene caldi. Va anche sfatata la leggenda per cui il pelo terrebbe fresco d'estate e caldo d'inverno. Il pelo fa caldo, punto. In questi anni si sono sviluppate molto come moda le razze brachicefaliche. A chi mi riferisco? Ai bulldog francesi, ai carlino, animali con un muso molto schiacciato che rende questa espressione un po' infantile, molto gradevole perché sembrano dei bambini, ma che va a ridurre quella che è la naturale dispersione della temperatura attraverso la polipnea termica. Quando vediamo un cane ansimare, lo sta facendo per perdere calore attraverso il cavo orale, la bocca. Questi animali col muso, diciamo, molto ridotto hanno ancora più difficoltà a perdere calore e quindi sono ancora più soggetti ai rischi delle alte temperature estive. Quali sono gli altri animali che soffrono particolarmente le alte temperature, ma anche l'umidità che caratterizza, insomma, le nostre estati qui da noi? Oltre al cane e al gatto dobbiamo fare particolare attenzione a un animale che negli ultimi anni si è imposto ai primissimi posti numericamente parlando come animale da compagnia. Stiamo parlando del coniglio nano. Questo animale che oramai, voglio dire, è presente in tantissime famiglie italiane, non solo ha tutto il corpo ricoperto di pelo, addirittura le zampe, non ha nessuna zona glabra, non suda, è stato equipaggiato da madre natura per essere particolarmente resistente al freddo, non al caldo. Quindi, se abituato, può serenamente vivere all'esterno anche tutto l'inverno. Mentre queste alte temperature un coniglio non le sopporta, quindi gli va garantito nelle ore più calde il ricovero in un ambiente climatizzato. E il coniglio nano, questa situazione, la cavia, le cavie sono anche queste molto diffuse ormai come animali domestici, per loro il caldo è amico o nemico? È nemico, Francesca, esattamente anche le cavie peruviane, dette porcellini d'India, non vengono dalle Indie, ma vengono dalle Ande, dalla cordigliera andina, nelle zone delle Americhe centrali e del Sud America. Sono state, diciamo, selezionate dalla notte dei tempi in montagna ad altezze molto considerevoli, si parla di 3.000, 3.500, 4.000 metri, quindi sono animali che assolutamente non tollerano le alte temperature. Diciamo che la cavia e il coniglio sono quelli più a rischio, poi logicamente anche i criceti, i furetti, tutti i mammiferi da compagnia sono particolarmente soggetti alle alte temperature. Lo sono un po' meno gli uccelli e i rettili, che per loro natura riescono meglio a gestire le alte temperature, naturalmente con degli adattamenti diversi. Ecco, ad esempio il rettile si sa che può in condizioni, taluni rettili di basse temperature, ibernare, ma a alte temperature creare la estivazione, cioè una tartaruga di terra sopra i 35 gradi si metterà sottoterra cercando refrigerio al pari di quello che farebbe durante l'inverno per fare il letargo. Dottore,
abbiamo parlato del caldo uguale zanzare, noi le detestiamo, sono pericolose poi per cani, gatti e aggiungo se ci sono altri insetti, pensiamo ad esempio alle api, alle vespe, altri insetti pericolosi per loro. Sai qual è l'animale che fa più morti ogni anno al mondo, Francesca? La zanzara. Si parla di 700.000 persone morte per causa della zanzara. Nessun animale è così letale. Mi riferisco alla zanzara anofele, ma anche alle varie tigri e quant'altro. Perché? Beh, nell'uomo trasmette fondamentalmente la malaria e tutta una serie di virus e malattie tropicali. Ma anche negli animali domestici non scherzano le zanzare. Pensiamo alla filariosi cardiopolmonare, questo parassita, una sorta di verme che può albergare all'interno del cuore dei nostri animali, causando un'insufficienza cardiaca letale, se non trattata, se non curata, che si riteneva appannaggio dei cani, poi si è scoperto essere presenti, anche se in minor misura, anche nel gatto, e nelle nostre zone in Veneto è una delle regioni con maggior presenza nei gatti. Poi si è visto che c'erano anche i furetti, quindi è verosimile che sia un problema, diciamo, trasversale a tante specie. Ma ci sono anche tante altre malattie trasmesse dalle zanzare, come i parassiti, ad esempio del sangue, dei globuli bianchi e molte malattie virali nei nostri uccelli, il vaiolo. Quindi ci sono varie malattie. Come giustamente segnalavi, non esistono solo le zanzare. Le zecche, ad esempio, trasmettono la cosiddetta malattia da puntura di zecca, l'emobartonella, che è una malattia presente nel mondo animale e anche nell'uomo. Ma queste sono sempre state presenti. Col surriscaldamento globale e lo spostamento di persone e animali, ad esempio dal sud Italia al nord Italia e viceversa, c'è stata una promiscuità anche di insetti. Fino a non molti anni fa non avevamo il flebotomo, che è una piccola zanzarina che adesso è presente in maniera stabile nel nord Italia e trasmette una malattia dal nome leishmaniosi, che si riteneva essere solo presente nei cani delle zone meridionali e insulari dell'Italia e ora da anni è presente anche a nord. E queste cose vanno conosciute perché tu puoi fare diagnosi, puoi attenzionare solo le malattie che sai essere presenti nel tuo territorio. Quindi molti sono gli insetti che possono trasmettere le malattie, per alcune è presente una vaccinazione, per altre invece solamente a seguito di una diagnosi sarà possibile impostare una terapia specifica. Ieri abbiamo dato notizia di una bimba di 7 anni morsa da una vipera a Bibbione. Fortunatamente la bimba è stata subito soccorsa e sta meglio. Sappiamo insomma la pericolosità, i serpenti si svegliano dal letargo in estate e sono pericolosi per noi, per gli animali, per i cani, ad esempio andando a fare una passeggiata in montagna? In montagna sono più presenti, ma a Bibbione non lo so, ma nella zona Labrussa, ad esempio, c'è addirittura una locality di una vipera che è presente solamente lì. Ci sono delle aree con degli animali molto particolari che si sono selezionati in quell'ambiente. Il rischio legato alle vipere nostrane è sicuramente presente, non è da sottovalutare. I casi di mortalità in un anno sono veramente pochissimi. Naturalmente il rischio aumenta per persone piccole come i bambini e per morsi che avvengono in prossimità delle zone vitali del corpo, e nella misura in cui una volta morso tu non immobilizzi l'arto e rendi difficile il flusso all'interno del corpo del veleno. Si sa anche che gli antidoti che un tempo si usavano adesso si tendono a utilizzare poco perché spesso possono creare shock anafilattico, danni analoghi in persone sensibili allo stesso morso dell'ofida, del serpente. I rischi sono presenti nei nostri animali anche in pianura, perché quasi ogni anno in clinica ricoveriamo un animale morso e sono legati in primis ai sintomi generici, lo shock, la fame d'aria, i disturbi cardiaci, ma superati quelli c'è una discreta possibilità che si
crei necrosi, morte cellulare nel punto in cui vengono morsi. Cosa fare qualora il proprio animale dovesse essere morso dalla vipera? Immobilizzare l'arto con una fasciatura molto stretta, come se ci fosse stata una frattura. Questo riduce il flusso di sangue, Francesca, e rivolgersi quanto prima alle cure di un medico veterinario. Dottore, io ho pochissimi minuti, però cerchiamo di fare una chiusura, dando dei consigli utili ai nostri telespettatori che stanno per partire per le vacanze con il loro cane e magari il loro gatto. Molto più probabilmente porteranno il cane in spiaggia. Si può portare in spiaggia, e come assicurarsi che cane e gatto si idratino bene durante questa estate così bollente? Alcuni consigli molto pratici: verificare la possibilità legale di muoversi, ad esempio uscendo dall'Italia cane e gatto furetto hanno bisogno di passaporto, microchip e antirabica in periodo di validità. Qualora si rimanesse in Italia e si decidesse di andare in spiaggia, entrare solo in spiagge autorizzate, perché ce ne sono alcune autorizzate appunto per l'ingresso insieme ai propri animali. Portare sempre con sé una borraccia di acqua fredda e una ciotola per farli bere, e nel momento in cui anche l'animale fosse in riluttanze, bagnargli le estremità, bagnare il muso e dietro le orecchie per favorire la dispersione della temperatura. Rimanere in zone ventilate, tenere sempre l'animale distante dalla radiazione solare diretta. Grazie mille, dottor Cattarossi. Naturalmente, se non potete portarli in vacanza, trovate un posto sicuro, perché non vanno assolutamente abbandonati, e questo ci tengo a dirlo. Mai e poi mai. Mai, assolutamente. Grazie Diego Cattarossi, medico veterinario. Torneremo presto ad aggiornarci con lei. Grazie per questi importanti consigli per vivere un'estate in sicurezza con i nostri amici a quattro zampe. Siamo in chiusura. Buone ferie a tutti. Grazie davvero dottore, a presto. Siamo in chiusura. Vi ricordo, questa sera a partire dalle 21:15 in diretta, nuovo appuntamento con Ring. Ospiti l'onorevole Flavio Tosi di Forza Italia, l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, e poi Fabio Crea di Fratelli d'Italia, l'onorevole Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega, e il segretario della CISL Treviso Belluno, Massimiliano Paglini. Parleremo poi di Caro Carrello, sconti o tetto al prezzo. Questo è un quesito che vi poniamo anche insieme a Maurizio Framba della Feder Consumatori. È davvero tutto. Meteo, e poi naturalmente come sempre il film, un nuovo film oggi, Lei, film di Spike Jonze. Grazie ancora Meteo, e poi naturalmente il film. Buona giornata. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. Il contrasto fra l'area anticiclonica molto calda e aria più fresca sull'Europa centrale determina una situazione di instabilità anche molto marcata, e sarà così anche per la giornata di martedì 25 luglio. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto nuvolosità diffusa alternata a temporanee schiarite, ma avremo temporali che bagneranno la nostra regione, con fenomeni che potranno essere intermittenti, anche intensi e accompagnati da grandine e colpi di vento, dunque attenzione. Temperature in calo, minime tra 16 e 18 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo a tratti nuvoloso, a tratti soleggiato. A più riprese durante il corso della giornata saranno probabili rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 29-31 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo rimarrà alquanto instabile con sole e rovesci anche temporaleschi. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 32 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.